c'è grande entusiasmo perché dopo la cerimonia d'apertura abbiamo toccato con mano cosa vuol dire avere questi eventi nelle nostre città. Poi in questo caso è l'apertura, quindi c'è un po' più di attesa da un punto di vista sportivo, meno euforia perché magari il 22 di febbraio era la chiusura e quindi anche gli atleti che avevano vinto o comunque quelli che avevano concluso la loro parte sportiva erano più liberi anche di festeggiare. Oggi insomma ci saranno meno atleti perché tanti saranno già sulle piste e sui campi di gara, però insomma sempre un momento particolare soprattutto quando il Presidente della Repubblica visita la nostra città. Ci assisteremo insieme alla cerimonia e per noi diciamo che non dico che è un abitué, però insomma, è venuto più volte a Verona per vari motivi, per vari eventi ed è sempre un piacere insomma, avere la presenza di una figura istituzionale così importante. Ci sono degli strascichi di polemiche per delegazioni che non saranno presenti ma che insomma, vuole ricordare e puntare l'attenzione sui valori dello sport. La capacità del movimento olimpico e paralimpico è proprio questo, di unire tutti attorno ad un evento che è di sport, che è il mettersi in gioco tutti insieme e soprattutto poter coesistere al di là delle vicende interne insomma, all'IPC e quindi al Comitato Paralimpico Internazionale, ma con le varie insomma, decisioni è il momento storico oggi che ci impone questo modo di stare insieme, quindi l'auspicio è che anche attraverso queste occasioni ci sia la modalità di trovare così la via d'uscita a quello che oggi sembra davvero un tunnel intrapreso da qualche anno pericoloso. Quanti volontari sono impegnati per questa giornata così importante per la città? L'abbiamo vista a Verona protagonista già il 22 febbraio, ma anche oggi con la cerimonia d'apertura. Volontari sono tantissimi, sia volontari Fondazione Milano Cortina, che in tutto per le Paralimpiadi sono quasi 2800, e sia l'importante gruppo di volontari Città di Verona, iniziativa voluta fortemente dal Comune di Verona, che sono quasi 250. Dato interessante è che questi 250 sono molto eterogenei, abbiamo una grossissima presenza di under 21, quasi 2/3 sono under 21, ma ci sono anche tantissimi altri lavoratori e tanti anche pensionati che tutti insieme si sono dati da fare e messo a disposizione il loro tempo per supportare la città in questo importante evento.